Allora, che cosa ne pensa lei dell'Europa, il sistema Europa che adesso è messo in discussione, in crisi, dopo lo giro anche a Massimo in questo momento, come la vede? Alla luce di quel che sta succedendo negli Stati Uniti, perché poi con gli Stati Uniti si doveva attuare il TTIP che avrebbe visto la categoria artigiana, anzi l'ha vista che si stava alzando tutti i capelli e le barriere possibili, perché sarebbe stata una bella stoccata. In questo momento stanno per attivare un forte protezionismo. Però noi ci troviamo in Europa, dove abbiamo altre gatte da pelare. Lei come la vede? Ma il principio secondo me era sano, e forse lo è ancora sano. Il problema dell'Italia è che, si diceva prima, non conta e non ha mai contato tanto, o meglio, non conta per quello che effettivamente... Perché non abbiamo rappresentanze, secondo lei? Dal mio punto di vista sì, le rappresentanze che si mandavano su. Il concetto del famoso europarlamentare, negli ultimi anni qualcosina è cambiato, ma non così tanto, si mandavano sugli scarti nostrani. Per scarti nostrani intendo i non eletti, i non validi, venivano messi e parcheggiati su per qualche anno e poi riessere ricollocati, rigenerati da noi, che è un concetto sbagliatissimo, perché io ho vissuto un po' l'ambiente di Bruxelles, quello che conta è la lobby. La lobby, ovvero fare squadra, fondamentale, che da noi non si faceva. Il risultato cos'era? Che spesso c'erano votazioni nelle quali il paese Germania o il paese Francia, indipendentemente dall'asset politico, votava tutti compatti perché quella legge serviva al paese. Da noi si vanno su a schieramenti, sempre separati. L'importante è dire di no al tuo vicino di banco perché magari a livello nazionale siete in due partiti in due aree diverse. Il risultato è che il sistema Italia non valeva nulla e non vale nulla. Ed è un delitto, perché non dimentichiamoci che, salvo la Germania, noi con la Francia siamo la seconda / terza potenza economica europea e quindi contiamo tanto, contiamo veramente tanto. E questo il risultato però, continuiamo ad avere delle direttive che bisogna trasformare in leggi in Italia per le quali nessuno ha combattuto per difendere il nostro Made in Italy. La prendo molto alla larga il discorso del Made in Italy, però per capire il concetto, la difesa della nostra nazione e di tutte le imprese per le quali che è il tessuto fondamentale italiano, è la nervatura italiana da sud a nord, da nord a sud. Certo. Il risultato sono delle leggi fallimentari. Poi quando dobbiamo recepirle arriviamo con decreti fatti all'ultimo, fatti male, e poi ecco, i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Chiaro. Lei, Presidente, come la vede? Beh, non c'è dubbio che partiamo da una situazione che ci ha visto non protagonisti nelle scelte e spesse volte assenti, quindi neanche a conoscenza di poter poi attutire il colpo rispetto a strategie che qualche volta magari potevano non essere favorevoli all'Italia. Basta immaginare che si parla di industria in continuazione, si parla sempre che il grande è bello, ma perché dalle altre parti il piccolo non esisteva o era solamente marginale. Ecco, chi lo rappresenta non è rappresentato. Noi non dovevamo mai immaginare di dover rinunciare al nostro modello per copiare quello degli altri, ma anche viceversa, dovevamo difenderlo. Ancora oggi noi abbiamo attualmente un ministro del governo che secondo me è anche una persona che ha dei numeri superiori alla media, che però quando parla sempre che dice che il piccolo non va più. Ma è l'Europa che ce lo detta, questo un momento, quando è il ministro che parla e parla agli italiani e non è in Europa, dovrebbe immaginare che va sforzato il piccolo a diventare grande. Ma quanto rappresenta questo governo l'Italia nei suoi interessi principali? Sappiamo che sono rispettoso dell'istituzione, chi è in carica è quello che vale. Il prossimo che arriverà sarà un altro, ma in ogni caso non è che possiamo pretendere di mettere lì chi preferiamo noi. Noi dobbiamo interloquire con chi è oggi in carica. E chi è in carica, per esempio, sapete benissimo che questa è l'epoca del 4.0, dove si parla dell'industria e dove fortunatamente c'è anche un po' di turismo e anche un po' di impresa piccola e medio piccola sull'innovazione, ma in partenza non era neanche prevista. Questo cosa significa? Significa che chi va a fare le scelte ha una visione che in realtà in Italia non può essere neanche minimamente immaginabile, non avendo le materie prime e non avendo
quei particolari benefici da logistica, da organizzazione dei trasporti, dei movimenti, di qualsiasi cosa straordinari. Come pensiamo che uno venga a fare una fabbrica da 1000 posti nuovi in Italia quando con la stessa tranquillità la può aprire da qualsiasi altra parte? Quindi pensiamo a mantenere, a migliorare le nicchie che abbiamo di industria. È importantissimo che l'industria non si fermi, continui ad essere rigenerata e riprendersi, ma facciamo sì che tutto il resto venga in mano a quel terziario avanzato, tecnologicamente oggi adeguato ai tempi, non sicuramente ancora con penna e calamaio o penna e matita, ma non c'è dubbio che la visione deve essere a due binari. Dei politici che hanno questa visione ne conosco veramente pochi ed spetta a loro, noi dobbiamo solo sollecitarli, le categorie possono sempre continuare a battere il chiodo finché si piega, ma decisamente poi la scelta non spetta a noi, perché tra l'altro siamo stati anche per quasi 2 anni messi in naftalina da parte del governo precedente che non ci voleva neanche ascoltare. Quindi, adesso avete un'apertura? No, oggi anche con lo stesso Presidente Renzi prima di abbandonare aveva già cambiato rotta. Non significa che ci ami, ma noi non vogliamo neanche avere degli sconti da un punto di vista di meritarci un qualcosa per quello che eravamo. Vogliamo meritarcelo giorno per giorno e siamo consapevoli che quello che portiamo al tavolo alla fine, la somma, è molto di più di quello che può essere che un ministro, un politico di territorio possa andare a trovare casa per casa la singola impresa. La vedo un po' dura, ecco. Chiaro. Voi notate un'apertura del governo, ci può essere un dialogo, bisogna starci sotto, cercare di sollecitare provvedimenti perché... No, bisogna starci sotto sicuramente, devo dire però ci sono delle aperture, gli ultimi 2 governi che poi in realtà è uno e più, perché le modifiche sono state veramente poche oggettivamente, c'è modo di avere dei contatti, interloquire. Da una parte loro dicono che hanno le mani legate, è vero, dall'altra parte però si diceva prima non si può andare avanti così, ma veramente si fa veramente fatica. Devono attuare questi benedetti tagli all'inutile che non vogliono, che non osano fare, no? Perché toccherebbero i loro stessi interessi. E più che altro avere un contatto col territorio. A me quando capita di parlare con alcuni politici, soprattutto una volta, adesso devo dire per fortuna gli ultimi sono giovani e hanno un po' di senso pratico, gli facevo una domanda da imprenditore, ma il 16 del mese cosa ti rappresenta? Loro non lo sapevano. A un imprenditore, a un artigiano, un commerciante chiede il 16 del mese ti rappresenta il versamento dell'IVA, i contributi, eccetera, eccetera. E questo è un dato veramente oggettivo. Loro non sapevano cos'era quel giorno. Col discorso adesso del cambiamento dei versamenti dell'IVA, come vi trovate? Sopravvivete? Si sopravvive. Non sono d'accordo. Sono gocce. Non sono d'accordo, sono danni. Sono danni ancora alle imprese. Sono scelte che non hanno nessun valore da un punto di vista reale per le casse dello Stato, perché alla fine le cifre che vengono introitate sono le stesse, ma c'è una burocrazia che aumenta e quindi sono costi per le imprese. Si sopravvive, ma è un sopravvivere come lo facevamo prima, è un'altra cosa in più che viene buttata sulla testa di qualcuno, tanto alla fine il problema non è... Ma cosa è stato per evitare evasioni, perché devono togliere gli studi di settore? Cioè non credo sia questa la ratio. Ci sono una serie di ragionamenti, però dobbiamo immaginare che si va alla semplificazione, si dovrebbe andare verso la semplificazione e invece si va ancora a creare dei momenti più ravvicinati dove bisogna presentare dei documenti, si lavorerà sicuramente online, ci sarà meno problema di andare alla posta di una volta, ma alla fine c'è sempre qualcuno che il documento lo deve fare, lo deve inviare e questo significa costi e maggiore attenzione e le piccole e medie imprese che devono fare una cosa del genere non è che saltano per questo, ma questo è l'ennesimo problema che va a sommarsi e fanno diventare la piccola impresa con la stessa gestione di una grandissima. Cosa significa? La politica non è ragionata per chi invece dovrebbe essere aiutato ad avere una singola e semplicissima amministrazione della propria impresa e pagare su quello che guadagna, non su quello che sogna lo Stato. Presunzioni. Sogni.
Però bisogna cercare anche di lottare per ottenere qualcosa, perché altrimenti sennò svicolano chissà dove. E a questo proposito parliamo degli home restaurant, perché c'è stata questa proposta di legge passata alla Camera, sì. Se non sbaglio adesso andrà al Senato, di regolamentazione. Ci spieghi un attimo la fattispecie, in modo che i nostri telespettatori che non ne sono a conoscenza capiscano di cosa si tratta e il vostro punto di vista. Poi, Presidente Zanon, cosa ne dice al riguardo? Comunque vi riguarda marginalmente, perché potrebbe essere... No, forse lei non è al corrente, noi siamo la prima categoria che sugli home restaurant ha qualcosa da dire. Ecco, benissimo, perché rappresentiamo la categoria più importante d'Italia. Ecco, esatto, per cui benissimo. Allora, incominciamo, visto che lei si è pronunciato anche con un intervento, sì. No? Ci dica. Sì, adesso è passata la Camera e viene rimbalzata al Senato. Questa proposta di regolamentazione di questo nuovo, che poi non è nuovissimo, trend, ovvero gli home restaurant, coloro i quali all'interno della propria abitazione, semplifico molto, ma all'interno della propria abitazione o presso abitazioni terze, sviluppano quello che è il sistema di ristorazione. Sono privati che lo fanno per arrotondare. Per arrotondare in un momento di cambio, per chi non la chiama più crisi, di cambio di sistema economico e sociale, hanno deciso di intraprendere questa strada che molti purtroppo reputano tanto facile e quasi tutti ne sono capaci, anche alla vista delle nuove trasmissioni televisive, delle mode che ci sono. Tutti sono diventati grandi chef, tutti sono diventati grandi cuochi, tutti sono diventati ristoratori. Il ristoratore, lo ricordo, è un imprenditore. Certo. Quindi, allo stato attuale però non c'è, quello che ci chiedevano anche i nostri telespettatori, non c'è una regolamentazione, cioè chiunque può farlo senza chiedere permessi eccetera, oppure no? Il problema è proprio questo, e mi faccio un passo indietro al discorso di competitività che si ragionava prima. La nuova proposta di legge cerca di regolamentare il tutto, mette dei paletti sul reddito annuale questa forma di ristoratore, lo chiamo così, mette un tetto sui coperti, 500 coperti se non ricordo male, regolamentarizza soprattutto il fatto di come prenotare, cioè la creazione di una piattaforma dove poi devono transitare anche l'aspetto economico unicamente sotto questa piattaforma. 500 coperti? 500 coperti complessivi annuo. Annuo. Annuo, va bene. Lo stesso vale per il reddito annuo, e poi appunto far passare su questa nuova piattaforma tutto l'aspetto fiscale e economico. Quindi pagare le tasse su quello che... Sì, in realtà non è neanche perché sotto il tetto non si pagano neanche la forma di tassazione. Ma quello che a noi spaventa tremendamente è che tutta quella serie che si diceva prima, per rendere competitivi i soggetti che noi abbiamo, quindi una serie di regole ferree, rigide, alle quali dobbiamo sottostare giustamente, mi riferisco all'aspetto sanitario, normativa, tutti i vari corsi sul lavoro, il REC, tutto quello che è l'aspetto, tutto quanto, in questo caso, ahimè, decade. Decade perché poi manca anche proprio un aspetto di controllo diretto, ma anche l'aspetto fiscale io lo critico perché è difficilissimo poi controllare che veramente tutto il transato passa da queste piattaforme, è quasi impossibile. Allora c'è il rischio di avere dei nuovi ristoranti, anzi correggo, dei nuovi ristoratori che fanno ristorazione nella propria abitazione, e anche qua mi crea delle grossissime incongruenze. Basta anche solo una comunicazione al comune, così dice la proposta di legge, neanche una scia, solo una comunicazione al comune. Tutto l'aspetto di normative, igienico-sanitario, sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera, non se ne parla. A fronte di che cosa? A fronte di una transazione economica che anche qua vorrei vedere chi controlla. Voglio vedere se poi l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ha il potere, e non ce l'ha, perché ovviamente per questioni anche di forza non riesce a controllare queste virgole. Il risultato è di avere due forme di ristorazione che sono diversamente competitive, proprio per il ragionamento fatto di prima, di legge, di tassazione, di regolamentazione. Ecco che allora facciamo un passo indietro. Quindi non siete... No, io personalmente non sono d'accordo, assolutamente. Adesso, ma proprio per il rispetto di chi prima si è costruito, ha creato un'impresa
con la fatica, col sudore, stando all'interno di parametri rigidi, che sono l'aspetto igienico-sanitario, i controlli dell'AS, NAS, eccetera, eccetera, giustamente, che sono rigide in Italia, perché se uno va all'estero si rende conto che in questo caso ho visto cucine in centro di città che sono capoluoghi di regione e anche di nazione, che hanno dei ristoranti e delle cucine che sono da noi sarebbero immediatamente chiuse, e quindi ecco la non competitività. Perfetto, andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità sentiamo il Presidente Zanon che cosa ne pensa al riguardo, tra poco.